Diffondere gratuitamente ai cittadini di tutto il territorio montano del Veneto le informazioni sulle opportunità offerte dall'Unione Europea, dalle iniziative alle priorità ai progetti europei. Sarà questo il compito del nuovo centro Europe Direct Montagna Veneta, che ha sede con un apposito sportello presso il GAL Prealpi e Dolomiti. Siamo quindi operativi con il nuovo centro Europe Direct che si chiama Europe Direct Montagna Veneta, che è appena partito e che quindi inizia la sua attività di informazione nei confronti della cittadinanza che ha sede in tutta la Montagna Veneta, quindi non solo la provincia di Belluno ma anche le aree montane delle province di Treviso, Vicenza e Verona. A differenza del GAL, che si rivolge principalmente alle imprese e agli enti pubblici, il centro Europe Direct darà delle informazioni, farà informazione specialmente, soprattutto nei confronti di tutti i cittadini. Questo perché? Perché a livello europeo, secondo la Commissione europea, è ancora scarso il livello di conoscenza all'interno della popolazione di quelli che sono le politiche di sviluppo portate avanti da Bruxelles. Quindi questo centro si pone come obiettivo quello di diminuire questa percentuale di persone che non conoscono le opportunità offerte dalle politiche di sviluppo europee. Il centro Europe Direct Montagna Veneta è membro della rete Europe Direct in Italia, che a sua volta fa parte di una famiglia di centri a livello europeo. Un occhio di riguardo viene indirizzato agli studenti. Già in questi giorni abbiamo contattato i responsabili degli istituti superiori di Feltre e di Belluno per iniziare un programma di attività informative proprio rivolte ai nostri giovani e quindi all'interno delle scuole. I temi sono principalmente due. Il primo è il Green Deal, ovvero tutto quello che ha a che fare con la sostenibilità, con particolare attenzione in questa prima fase alla sostenibilità in ambito alimentare. E il secondo tema importantissimo è quello di un'Europa più digitale, ovvero andremo a sensibilizzare i giovani sull'importanza della transizione anche da questo punto di vista.